L'Istituto Leonardo di Agrigento è tra quelli individuati dal MIUR a sperimentare per l'anno scolastico in corso il percorso di potenziamento e orientamento in biologia con curvatura biomedica. Stamani la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il presidente dell'Ordine dei Medici, dottore Vento di Agrigento, e la dirigente scolastica dell'Istituto Leonardo Pilato. Il liceo biomedico Leonardo parte oggi con l'avvio del primo nucleo tematico ed è inserito in una rete di 130 licei italiani in cui nel corrente anno si sta sperimentando un percorso che è già partito qualche anno fa, fortemente voluto dal MIUR e dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, che vede coinvolti 130 licei in un percorso di potenziamento e orientamento di biologia con curvatura biomedica che sarà tenuto sia da docenti di biologia interni all'istituto sia da esperti medici indicati dall'Ordine dei Medici. È un percorso che faciliterà a regime l'ingresso degli studenti alle facoltà di medicina, alle facoltà comunque che gravitano nell'ambito sanitario, e devo dire che è davvero un percorso originale e molto importante per il nostro territorio, dal momento che la domanda verso questi indirizzi di studio nel nostro territorio è elevatissima. Il percorso è stato fortemente voluto dal Ministero perché l'obiettivo è quello di istituzionalizzare il liceo biomedico al fine di facilitare e riservare una quota dei posti a numero chiuso della facoltà di medicina agli allievi che con merito frequenteranno questo triennio. Quali materie saranno approfondite? Allora, la materia curriculare è la biologia, sono 150 ore suddivise in percorso frontale a cura del docente di biologia e dei medici, più 30 ore di laboratorio presso strutture indicate dall'Ordine dei Medici, che possono essere strutture ospedaliere, laboratori, cliniche, al fine di garantire l'apprendimento dei ragazzi proprio per casi, quindi attraverso la simulazione di casi. I ragazzi ovviamente vanno nei laboratori a sperimentare il metodo dell'alternanza scuola-lavoro, pertanto avranno tutte le assicurazioni e le coperture necessarie, ma sperimenteranno dal vivo ecco, quello che potrà essere anche un percorso di orientamento di vita, anche per capire quali sono le reali attitudini di ciascuno per l'accesso a medicina. È un'iniziativa molto interessante, questo risale a un progetto che il nostro ordine nazionale, di concerto con il MIUR, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università, ha concordato per estendere il processo informativo e formativo anche ai giovani in formazione a livello di scuole liceali, liceo scientifico ed classico, e questo praticamente poi è ricaduta, vede molti ordini che si sono accreditati come l'Ordine di Agrigento, e questo mi fa estremamente piacere dare questo contributo per poter, ripeto, dare questa, si chiama curvatura biomedica, cioè questo indirizzo di carattere medico che è rivolto ai giovani che sono interessati. È un concetto, un criterio di orientamento, per cui noi di concerto con le scuole accreditate, in questo caso il liceo di Agrigento, praticamente sottoscriviamo questo protocollo d'intesa che prevede alcuni aspetti particolari. Intanto un numero circa di 20 ore che saranno espletate da docenti scelti dall'Ordine dei Medici per quanto riguarda la parte proprio tecnica, didattica, e poi c'è un comitato che soprassiede al coordinamento di questo servizio, che verrà espletato nell'arco dell'anno e con un protocollo sottoscritto per 3 anni, quindi sarà una formazione completa che servirà di orientamento e di formazione per tutti quei giovani liceali, scientifici e classici che vogliono interessarsi e sono orientati alla formazione medica o a un futuro quantomeno interessante le materie biologiche.